Signor Presidente, signori colleghi, dissento totalmente con chi ha dichiarato qualche ora fa di aver colto in aula un clima giustizialista di cui non capisco per chi e per che cosa. Certo è che un garantista è garantista sempre, chiunque sia l'imputato, amico o avversario. Ma un conto è il giudizio dei tribunali, dove si entra sempre da innocenti fino a prova contraria. Altro conto è il giudizio politico a cui si espone chi esercita una rappresentanza istituzionale. Scusa, onorevole Zuncheddu. Per favore un po' di silenzio perché altrimenti non si riesce neanche a sentire quel che dice. Altro conto ancora il giudizio che pronuncerà il Tribunale della Storia a cui nessuno di noi che siede in quest'Aula potrà sottrarsi. La qualità di chi governa, la qualità dell'opposizione non possono sottrarsi al vaglio della storia. La magistratura, se fa il suo mestiere, cioè di chi osserva e fa osservare le leggi, è la garanzia di giustizia per la vittima dell'azione illecita. Il garantismo non è a senso unico, ma è verso l'imputato e verso la vittima, in questo caso vittima è il popolo sardo. Ma noi in questa sede non siamo né avvocati né giudici, siamo chiamati tutti, a maggioranza e opposizione, a esercitare il mandato di rappresentanza politica di un intero popolo in quest'Aula, che resta il massimo organo di autogoverno dei sardi. Il popolo sardo, la nazione sarda, che anche lei, Presidente, ha più volte evocato in quest'Aula, esistono veramente, a dispetto di millenni di colonialismo. Noi sardi siamo la prima risorsa della Sardegna, con la nostra storia, la nostra lingua, la nostra speranza, la speranza di sovranità da riconquistare. Tutto ciò ci rende popolo e nazione. Presidente, le chiedo se questo è il limite di noi sardi, di cui parlava con l'interlocutore telefonico. Certo è che la vostra legge bavaglio sulle intercettazioni i sardi non avrebbero, con questa vostra legge sulle intercettazioni, i sardi non avrebbero mai saputo quanto lei ama questo popolo. Queste sue interlocuzioni offensive per noi sardi hanno generato una rivolta delle coscienze che ha determinato malumori anche tra coloro che l'hanno votata, fra le sue fila e fra le stesse truppe coloniali che la sostengono. Se invece di disertare l'Aula in questi mesi avesse seguito i lavori del Consiglio, avrebbe sentito le preoccupazioni sui pericoli di infiltrazioni mafiose espresse anche da esponenti della sua maggioranza. Tutto questo prima che fossero rese pubbliche le intercettazioni che la riguardano e la chiamano politicamente in causa. Evidentemente l'ordine del giorno numero 22 del 10 di febbraio, Presidente, e il suo spirito unitario erano solo l'ennesimo inganno. Per la verità ce ne accorgemmo subito nei lavori della quinta commissione di cui faccio parte e nella sesta, delegata a elaborare una risoluzione unitaria per vincolare le scelte in materia di energie agli interessi dei sardi. Evidentemente lei e la sua maggioranza pensavano ad altro. La riprova di ciò sono le deliberazioni della sua giunta del 10 marzo, stranamente desaparecidas per settimane, soprattutto mi riferisco alla 10.1, disegno di legge per la costituzione della società Sardegna Energia SpA. Il 9 febbraio, quando intervenni nel dibattito sull'emergenza industriale, ricordavo che la privatizzazione dell'Enel e la liberalizzazione del mercato delle energie ha provocato in Sardegna un aggravio delle tariffe e che mentre in Italia il metano dava una mano, ai sardi spezzava le gambe. Da almeno 10 anni ai più attenti è chiaro che l'energia è la madre di tutte le emergenze in questi comparti produttivi, non solo quelli energivori. L'avvertenza Alcoa, chiusa positivamente grazie all'ostinata e generosa lotta dei lavoratori, che ha piegato la volontà dei vertici padronali e istituzionali, era solo la punta di un iceberg che sta travolgendo da anni l'economia isolana. La Sardegna, più che usufruire di aiuti di Stato, continua a subire un vero e proprio furto di Stato. La dimensione di tale rapina la indicavo sempre nell'intervento del 9 febbraio, cioè la Sardegna
l'unica regione d'Italia esclusa dalla metanizzazione, paga una tassa impropria di 500 milioni all'anno, un furto di Stato, un'ipoteca coloniale sul nostro sviluppo e sulla nostra sovranità. Negli anni 60 la nazionalizzazione dell'energia elettrica assorbì anche l'ente regionale per l'energia, grazie alla quale negli anni 50 la Sardegna rompeva il monopolio elettrico della società elettrica sarda della Bastoggi. Oggi noi sardi scontiamo sicuramente la mancanza di coraggio nel riprenderci la sovranità in materia energetica, allorquando, ben 11 anni fa, fu fatta la scelta di privatizzare l'Enel. La liberalizzazione del mercato elettrico ha visto nascere in Italia 2000 società di intermediazione, commercializzazione e distribuzione dell'energia, e la Sardegna è muta a dipendere da decisioni assunte fuori dall'isola e su un tema come quello dell'energia su cui si giocano gli equilibri geopolitici del pianeta. Il piano energetico, elaborato dalle varie giunte delle ultime 2 legislature, è certamente un utile e preciso inventario degli impianti di generazione elettrica e della rete di trasmissione, ma lascia inalterato lo stato di dipendenza della Sardegna sulle decisioni strategiche. Come spiegare altrimenti le scorribande dei pirati del vento, contro cui in molti casi si sono sollevate le nostre popolazioni? La straordinaria rivolta delle coscienze dei sardi liberi contro questi neocolonialisti e i loro ascari rafforza in me la convinzione che la Sardegna debba riprendersi ciò che l'Italia ci tolse quasi 50 anni fa, debba ricostruire un soggetto giuridico sardo attraverso cui esercitare la piena sovranità in materia di energie, magari rivendicando allo Stato italiano e all'Unione Europea un regime speciale nelle accise, almeno finché si completi la metanizzazione dell'isola. Presidente, le chiedo se il disegno di legge per la costituzione della società Sardegna Energia SpA va in questa direzione. Forse questo non è il tema di oggi, ma non posso nascondere lo stupore per il basso profilo della proposta, con un capitale sociale di appena 120.000 euro, che non si occupa di ricerca, di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, che non si preoccupa delle reti di trasmissione. In sostanza quest'ente è una scatola vuota che non si propone di operare come il soggetto della riconquistata sovranità dei sardi in materia energetica. Come bene indica la nostra mozione in discussione oggi, la potenza del parco di generazione energetica sardo è pari a 3.544 megawatt, di cui solo il 12,95% è idroelettrica, il 73,79% termica, il 12,78% eolica, mentre il fotovoltaico rappresenta solo lo 0,45% della capacità produttiva. Ciò significa che oggi la Sardegna ha già sulla carta la possibilità di produrre il 26,18% di energia da fonti rinnovabili, ma la verità è un'altra, Presidente. Il consuntivo dei consumi per il 2009 ci dice che la produzione totale di 14.275 gigawatt solo per il 5,57% viene dall'idroelettrico, l'89,47% termoelettrico, il 4,96% prodotti da eolico e fotovoltaico insieme. Quindi i poteri forti decidono quale energia gli conviene produrre e immettere in rete. Poco importa dei prezzi ambientali scaricati sui sardi. L'esportazione energetica raggiunge i 630 gigawatt, pari appena al 4,41% dell'intera energia prodotta, che significa il nulla. Quando le centrali termiche poi dismetteranno perché obsolete, il SAPEL servirà dunque solo a importare energia, e questa è una domanda che io mi pongo, e perché, se non per renderci ancora più dipendenti? Presidente, è palese la sua inadeguatezza, quella della sua giunta e delle sue truppe coloniali, nell'affrontare e risolvere questi temi prioritari per noi sardi. Mi creda, io non voglio pensare altro.
ma tragga politicamente le giuste deduzioni. Io continuo a chiedere le dimissioni. Poi sardus, est ora desindiscidai, e segai questa dipendenza, può vinci sul referendum contra su nucleari, e forza varis.